territorio tremendamente martoriato e impoverito dagli eventi dell'ultima guerra mondiale. Le ingenue ed infinite partite tra bambini in una delle tante piazze italiane, in un piccolo paese di provincia dell'Alto Lazio. La palla, costruita con le calze di lana che la mamma metteva a disposizione, era riempita da degli stracci, carta, lana di materassi in disuso. L'importante era giocare. Ad Italia liberata la palla così, diciamo, rustica, venne sostituita di lì a poco con una di cuoio regolare, con tanto di siringhe e di camera d'aria, esibita dai soldati inglesi che stazionavano a pochi chilometri e che ogni fine settimana erano soliti misurarsi con una squadretta formata dai ragazzi del paese. Nasce da qui la profonda passione per il gioco del calcio, alimentata dalle straordinarie imprese di tutti i suoi interpreti e dall'evoluzione tecnico-tattica che questo sport ha saputo proporre in un entusiasmante parallelismo con la rinascita socio-economica e culturale post-bellica del nostro paese. Ogni appassionato di calcio nel corso della sua vita si trascina un bagaglio di ricordi legati a geste, prodezze o anche episodi particolari. Gli eventi, gli aneddoti, le imprese dei campioni e dei personaggi leggendari dell'ambiente calcistico contribuiscono ad alimentare un po' tutto questo repertorio personale. A tenere il filo delle loro gesta non è solo una scrittura di romantica genuinità, è anche la nostalgia di un calcio meno mediatico e frenetico e l'auspicio di un ritorno a dei veri e sani principi all'origine della nascita di questo sport. La passione per il calcio diventa quindi sempre più forte ed inarrestabile, al punto da trasformarsi in un variegato progetto editoriale. È con questi ingredienti che Lorenzo Paolocci scrive il volume La palla di Pezza, in cui racconta quasi 100 anni di storia del calcio nazionale attraverso racconti e riflessioni che ricostruiscono l'epopea calcistica italiana a partire dagli anni 30 a 40. La palla di Pezza è un romanzo autobiografico sull'Italia calcistica degli ultimi 80 anni, un viaggio nella memoria dell'autore che tramuta il nostro sport più popolare in metafora di ogni passione. Il tutto avviene attraverso la rievocazione di avvenimenti e il tratteggio dei suoi interpreti che più hanno rappresentato e continuano a rappresentare questo sport. Quindi i giocatori, gli allenatori, i presidenti, i manager, ma poi passiamo anche alle partite, alle loro curiosità, ai pettegolezzi e ai retroscena di ogni incontro, agli avversari storici, a quelli sostenuti da sempre. E poi ci sono i cronisti immancabili ed i tifosi illustri. Un libro che, accennando in partenza alle fasi vittoriose, diciamo ai fasti della nazionale italiana di Vittorio Pozzo e a quelli leggendari del grande Torino degli anni 40, evoca con appassionato e crescente calore le genuine emozioni di questa disciplina che è forse la più amata in assoluto in tutto il mondo. È un racconto pieno di passione quello di Lorenzo Paolocci, nel quale prevale un sentimento di fede non troppo celato per la sua squadra del cuore, quella che amano tantissimi italiani, la Juventus. Fede che tuttavia attraverso una narrazione accattivante e sportivamente accorta si mescola un po' a tutte le altre fedi calcistiche d'Italia, disegnando il profilo di un vero e proprio amante del calcio di tutti i suoi interpreti, senza alcun distinguo per il colore della maglia, ma con un unico comune denominatore: la gioia condivisa di vivere l'evento calcistico e le imprese dei suoi protagonisti come uno straordinario momento di confronto culturale ed elevato indice di aggregazione sociale. Ripercorrendo le gesta di tutte le maggiori squadre del panorama calcistico italiano fino alla fine degli anni 60, l'autore ricostruisce da par suo la storia del calcio, in particolar modo quella della Juventus, impersonata dalla famiglia Agnelli, soprattutto dall'avvocato Gianni e dal fratello Umberto. Episodi gloriosi, entusiasmanti, talvolta tragici, accomunati a storia di grandi campioni e di grandi uomini. C'è la Juventus degli anni 50-60 dei mitici sivoli Charles Boniperti, la Juve bonipertiana degli anni 70 con i vari Zoff, Scirea, Cabrini, Bettega, passando alla formazione dei campioni del mondo dell'anno 82 e a quelle di Platini e Boniek, allenate da Trapattoni, per poi esaltare l'era della compagine dei trionfi di Lippi, Vialli e Del Piero degli anni 90-2000, che era gestita dalla triade Bettega, Giraudo, Moggi. Infine quella entusiasmante di oggi, proposta da Antonio Conte sotto la presidenza di Andrea Agnelli. Raccontando la sua storia di sportivo, Paolocci ci descrive i multiformi aspetti della sua immensa passione per questo sport, le abitudini, i riti, i sogni, le esaltazioni e le delusioni di un assiduo frequentatore degli stadi.
Tutti gli amanti del calcio potranno quindi ritrovare in questo racconto una parte della loro stessa vita, perché la febbre del calcio ad ogni latitudine sembra essere la stessa e rispecchia le avventure dell'esistenza di ciascuno di noi. È un libro da leggere, ve lo consiglio. La prestigiosa sala del Filarmonico di Pieve di Sacco, comune nel quale per quasi un ventennio Lorenzo Paolocci è stato alla guida della Polizia Municipale, ha ospitato di recente la presentazione del libro La palla di pezza, un volume che raccoglie le sue memorie e le sue passioni sul finire degli anni 40, arricchito da disegni e foto. Il tutto presentato con un inedito video che parte dalla storia del calcio moderno del 1946, il tutto raccontato con tanta passione da Lorenzo Paolocci, che a Pieve di Sacco, alla presenza di illustri ospiti come Bruno Pizzol e Dino Baggio, non hanno voluto mancare alla presentazione del libro che l'autore così si racconta. Cosa rappresenta per lei la palla di pezza? Nella palla di pezza c'è una parziale mia biografia e il testo è ambientato al gioco del calcio in generale, sia professionistico che dilettantistico, e quello giocato anche da me stesso negli anni 40. Uno spunto che nasce da cosa? Lo spunto è nato da una partita di calcio sentita alla radio nel lontanissimo 1946, primo campionato del dopoguerra. Ma si ricorda chi era quella radiocronista del 46? Sì, era Nando Martellini, perché la partita veniva irradiata da Roma ed era Roma-Juventus. Quale fu il risultato finale di quella gara? 0-0. Oggi che giornata è per lei? Straordinaria, perché si è realizzato un sogno. In questi anni di calcio c'è stato un giocatore che l'ha colpito in modo particolare? Potrei nominarne tanti, però ne nomino uno solo e ne ho scritto anche nel testo, è Nils Lidholm. Ma il libro a chi è dedicato? Beh, potrei dire a mia moglie, perché ha trovato, senza volerlo, ha trovato un mucchio di carte scritte che in effetti erano il testo, le ha trovate in una mia scrivania, le ha lette in maniera casuale e mi ha spinto a pubblicarle. Un volume, ma anche un video nel quale il giornalista sportivo di Rai 3 del Mattino di Padova, Stefano Eder, che ha curato la presentazione, ha messo in luce gli aspetti della passione di Lorenzo Paolocci, di un calcio alle prime armi fatto di tanto amore per un calcio che era anche un grande spettacolo, ripercorrendo le storie del passato dei vari protagonisti, partendo dalla famiglia degli Agnelli e della mitica Juventus, per citare qualcuno dei suoi ricordi, per arrivare ai grandi campioni e ai risultati ottenuti, che hanno fatto la storia del calcio sino ai nostri giorni ed hanno coinvolto Paolocci nel suo racconto, dando alla stampa questa sua passione di vita. Alla presentazione della palla di pezza c'era anche chi, di calcio giornalisticamente parlando, è vissuto nella voce prima del radiocronista e poi in quella di telecronista Bruno Pizzol, illustre ospite intervenuto per l'occasione alla presentazione del libro. La passione per il calcio è coltivata da sempre dagli italiani. C'è chi lo gioca, chi ne parla, chi ne soffre, chi ne gioisce, e anche questo libro che presentiamo quest'oggi di Lorenzo Paolocci, La palla di pezza, è un romanzo calcistico autobiografico che racconta tutto quello che di importante è stato fatto nella vita personale dell'autore, accompagnato sempre da questa attenzione per il mondo del calcio che gli ha consentito di fare un'opera estremamente documentata, attraverso la quale ripercorre anche la storia del calcio oltre che la storia sua personale. Naturalmente, come tutte le cose che ci circondano, anche il calcio è molto cambiato, è un fenomeno tipicamente sociale, come tale risente anche di quelle che sono le situazioni e le contingenze della società nella quale si manifesta. Negli ultimi tempi la sensazione è che il calcio si sia un po'
come incattivito, ha perso la capacità di sorridere, ci sono troppe polemiche, un eccesso di litigiosità, forse anche, anzi senza forse, troppo denaro, però resta pur sempre un gioco bellissimo e soprattutto un gioco attraverso il quale si può fare anche un percorso di educazione allevando nella giusta maniera le giovani generazioni. Un ricordo che le è rimasto impresso c'è? Ce ne sono così tanti, ricordi anche non sempre piacevoli. Io da ragazzo ho provato un po' a giocare a calcio, sono andato in giro, devo dire la verità che quando giocavo avevo maturato una sincera antipatia per la categoria dei giornalisti sportivi, che quando scrivevano delle mie prestazioni erano tutt'altro che teneri. Poi per vicende del tutto casuali mi sono ritrovato io stesso a diventare giornalista sportivo e tutto sommato ciò mi ha consentito di restare sempre vicino al mondo dello sport e del calcio, del quale sono sempre stato appassionato e quindi ho un cumulo di ricordi sostanzialmente piacevoli. Un titolo significativo per un libro, La palla di pezza, per Dino Baggio, che significato ha? Abbiamo iniziato anche noi da piccolo, non era un pallone di pezza, ma noi facciamo di carta con lo scotch, quindi forse eravamo un pochino più avanti. Poi siamo passati ai palloni, quelli non di oggi, quelli un po' più duri, numero 5, e quando pioveva diventavano dei massi pesantissimi. Adesso ci sono dei palloni ultra leggeri, difatti si vede che anche molti gol che i portieri prendono, la palla non riesce ad andare via mai nella stessa traiettoria ma cambia spesso direzione, quindi per i portieri è diventato anche molto difficile parare. E sicuramente poi il calcio è cambiato, all'inizio degli anni miei adesso è cambiato moltissimo, come sarà cambiato 40-50 anni fa quando ho iniziato io. Ma Dino Baggio ha qualche episodio da ricordare della sua lunga carriera calcistica? Ne ho diversi, però penso che il più bello sia la finale del campionato del mondo, dove un calciatore nella sua carriera difficilmente arriva. L'unico dispiacere è averla persa ai calci di rigore, però fino lì siamo arrivati e non c'ho niente da recriminare, ecco. È stata una grandissima esperienza. Alla presentazione dell'opera c'era anche il figlio Antonio Paolocci, che ha seguito da vicino il lavoro della pubblicazione del libro e che ha anche seguito le orme del padre, diventando anche lui comandante della Polizia Urbana, ma a Cittadella, ed ora in procinto, come qualcuno da tempo sussurra, di arrivare al comando dei vigili padovani.